Tutti i corsi ITS si concludono con verifiche finali condotte da commissioni costituite da rappresentanti della scuola, dell'università e del mondo del lavoro. Si tratta quindi di un vero e proprio esame di Stato, suddiviso in prove e verifiche delle attività svolte dagli studenti che hanno frequentato almeno l'80% della durata complessiva del corso. Se si supera l'esame, viene rilasciato il diploma di tecnico superiore, titolo di studio statale di formazione terziaria, con la certificazione delle competenze e valore legale riconosciuto su tutto il territorio italiano e corrispondente al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche EQF. Per favorire la circolazione in ambito europeo, il titolo è corredato dall'Europass Diploma Supplement, documento che descrive le competenze acquisite. Questo documento completa le informazioni già comprese nel diploma, agevolandone la comprensione da parte di datori di lavoro o enti al di fuori del paese di rilascio.